Quarta corsa, premio Lanac, cavalli anziani al via. Sono in 8, 1 Plutonio M, Alessio Vannucci, 2 Unicum Bigi, Manuel Galeazzi, 3 Fettelo P, Antonio Di Nardo, 4 Vassallo, Nicola Bortolotti, 5 Vania del Ronco, Igor Guasti, 6 Visto del Nord, Tommaso Di Lorenzo. In seconda fila 7 Verace Chi, Sandro Capenti, 8 Veantur, Andrea Farolfi. Vediamo tutta a rete la prima fila. Arrivano anche Verace Chi e Veantur. Stacco della macchina. Parte piano Plutonio M. Veloce Unicum Bigi. Con all'esterno Vettelo P e Vania del Ronco. Poi Vassallo col quale si butta in corda Nicola Bortolotti. Vediamo Antonio Di Nardo che se parcheggerà secondo andrà a chiedere strada con Vettelo P. Per adesso lì a mezza ruota indeciso, 200 metri in 14,6, retta di là, in vantaggio Manuel Galeazzi con Unicum Bigi, Vettelo P lì secondo alla corda, però senza farsi coprire, ne approfitta il Sauro Vassallo con Nicola Bortolotti che serra sotto, dopo 400 metri in 36. Si assestano le posizioni con Unicum Bigi in vantaggio, Vettelo P scoperto di fuori, con in schiena Vania del Ronco, terza alla corda è Plutonio M. Tanto ritmo direi abbastanza blando, arriviamo ai 600 in 46,2. Pariglia al comando con Unicum Bigi, Vettelo P all'esterno, poi Vassallo affiancato da Vania del Ronco. Ora c'è un parziale veramente deciso fra i due. Unicum Bigi che corre davanti, 29,5 del secondo quarto, ma addirittura 13,9 qui davanti alle tribune. Fa sul serio Antonio Di Nardo con Vettelo P. Vassallo cerca di riorganizzarsi ed avanzare, sempre affiancato da Vania del Ronco, poi Visto del Nord dietro i 2 chilometri in 1,14,6, ancora 14,5 la curva. Unicum Bigi risponde picche a Vettelo P che insiste al largo. Poi arriva anche Visto del Nord che scatta in terza ruota su Vania del Ronco e va alla caccia dei primi due che passano ancora con un 14,2 di là. Unicum Bigi cerca di Numero resistere, 5, Vania del ma Ronco, Vettelo P sembra mettere squalificato. mezzo cavallo davanti. Arriva molto minaccioso Visto del Nord al pari di Veantur che avanza in quarta posizione, ultima curva in 14,5, è battuto Unicum Bigi, Vettelo P in vantaggio, deve respingere l'attacco portatogli da Visto del Nord, ultimi 100 metri, Vettelo P in vantaggio su Visto del Nord, e Vettelo P se l'è guadagnata tutta e viene a vincere davanti a un ottimo Visto del Nord e Veantur finito forte. 1,13,3 la media al chilometro per Vettelo P, ricordiamo il figlio di Ganimede è fratello pieno di Irving Rivarco, portacolori della scuderia Zio Piero. Il training è quello di Gennaro Casillo, un percorso veramente notevole, 1.13.3 in pista piccola, praticamente tutto al largo. Rivediamo Vettelo P un po' sudato che si difende dall'attacco di Visto del Nord che ha corso molto bene con bello spunto ai 600 finali, ma può essere solamente secondo, mentre finisce in piena spinta anche Veantur a cogliere il terzo posto. La quota in chiusura da favorito per Vettelo P 1,45.